aveva simpatia per i giovani in genere, quindi l'iniziativa è validissima. Ci chiedevamo quanto i giovani, anche perché sono molto giovani quelli che ho visto, in realtà conoscano Marcello Mastroianni, che la sensazione è che parecchi secondo me non sanno neanche chi sia, ma perché forse è anche normale che sia così. Allora tanto più queste iniziative sono valide, perché è un'ottima occasione per fargli conoscere un pezzo di cinema italiano con un grande protagonista come è stato mio padre. Il festival punta moltissimo sui giovani, a passare informazioni e cultura cinematografica. Comunque come le sembra? No, l'iniziativa, ripeto, è molto valida, caspita, dico ce ne fossero, perché poi oggi si parla di tante cose, anche di cinema, ma poi, ripeto, credo che i giovani non sono subissati dal cinema americano, con tutto rispetto, però da immagini. Io ho un nipotino di 20 anni, anzi era nipote di mio marito sarebbe, ma comunque che vuole fare l'attore. Allora è venuto a Roma, vive a Roma da alcuni mesi e si è iscritto a una scuola di recitazione. È capitato chiaramente che le prime volte ci siamo visti e gli abbiamo chiesto, sia io che mio marito, ma te che conosci del cinema italiano? Riporello ci ha guardato e ha detto, io veramente niente. Dico, ma che vai a vedere al cinema? Allora, la prima risposta è stato Avatar e poi un elenco di film di azione. E allora abbiamo detto, dico, ma tu bisogna che vai a vedere dei film, o te li vedi in DVD, te li fai comprare ai tuoi genitori, cioè vuoi fare l'attore e non sai nulla del cinema italiano, comincia a guardarti delle cose. Adesso non dico che sono tutti così, però penso che parecchi sono così, quindi per questo dico questa iniziativa è validissima, ecco, quindi ce ne fossero. Non si parla mai dei giovani, ecco, in genere le cose di cinema sono dedicate agli adulti, molto meno ai ragazzi, quindi... Vuole lasciarci un piccolo aneddoto, qualcosa della sua vita, un ricordo di suo padre? Oddio mio. Ah sì, ce n'è uno molto carino che posso raccontare, a cui non ero presente, però c'era mia sorella, io ho una sorella che fa l'attrice molto più giovane di me, figlia della De Neve e di mio padre. Allora vabbè, si trovavano a Firenze, credo, Chiara era andata a trovarlo un po' di anni fa, parecchi anni fa, quando chiaramente era ancora vivo, e a un certo momento si è avvicinato, sì, diciamo, non riguarda la mia vita, però è lo spirito di mio padre, quindi va bene uguale, si è avvicinata a un signore giovane chiedendo a papà se gli faceva un autografo e il signore giovane, avvicinandosi, gli ha detto: signor Gassman, per favore mi potrebbe fare un autografo? Il papà non ha battuto ciglio, ha preso un pezzo di carta, la penna e ha scritto con simpatia Vittorio Gassman, e quello grazie se n'è andato. Mia sorella ha detto: ma sei matto, ma perché? Papà ha detto: scusa, ma perché lo dovevo deludere? Se io gli avessi detto che non era Gassman ci sarebbe rimasto oltretutto malissimo, in grande imbarazzo. Quindi dice: ho firmato Vittorio Gassman. Questo per dire la semplicità di mio padre, perché non credo che un altro attore si sarebbe prestato a fare a questo equivoco, che poi è diventato un gioco per lui. E a me mi ha sempre divertito molto sta cosa, perché era molto di lui, ecco. Prendersi in giro anche, questo voglio dire.